Benvenuti al nostro canale. Oggi andremo a fare una giornata di trinciatura della ramaglia e quindi dei sarmenti. Come avete visto nel video precedente, dove abbiamo sviluppato un po' i 3 grandi lavori che andiamo a fare in primavera, questo è uno di quelli. Quindi andremo a sminuzzare quelli che sono i resti di potatura, che se vi ricordate vi lasciamo comunque il link qui, il video del video che abbiamo fatto appunto sulla stralciatura della ramaglia. Una volta stralciata la ramaglia e lasciata in vigna, noi passiamo con un trincia a sminuzzarla e quindi a renderla di nuovo disponibile per acquisire appunto da parte delle vigne di altra sostanza organica, e quindi oggi ci occuperemo appunto di questo lavoro. Ecco, prima di partire dobbiamo andare a ingrassare i cuscinetti. I cuscinetti servono per andare a non rovinare le componenti metalliche che si muovono negli attrezzi agricoli. In questo caso ne ha un paio laterali e poi un altro paio sempre dai lati sia sinistro che destro. È importante usare il grasso all'inizio della giornata in modo tale da tenere lubrificato il cuscinetto. Ecco, questo attrezzo è composto da delle mazze che appunto vanno a triturare sia la ramaglia, per esempio in questo caso, ma anche nel periodo estivo, primaverile estivo, lo usiamo anche per trinciare l'erba. Sono andato a recuperare una vecchia mazza che avevamo sostituito per farvi vedere un po' come sono fatte. Praticamente è una parte che va a colpire l'erba, quindi a trinciarla, a sminuzzarla, oppure la ramaglia, e una parte invece che si usa da perno. Praticamente qui dentro ci passa un pezzo di ferro un po' più sottile rispetto al foro che è previsto all'interno di questa mazza, in modo tale che questa mazza possa oscillare liberamente, ed è molto importante che oscilli liberamente, e in modo tale che si riesca ad adattare a quello che incontra, quindi alla ramaglia oppure a dei piccoli sassi che possono esserci, e in modo tale che riesca ad adattarsi. Oltretutto, se tutte queste si muovono in modo corretto, il rotore non ha degli sbilanciamenti, perché immaginate un cilindro dove sono attaccate in modo sfalsato queste diverse mazze e devono girare tutte nel modo corretto, nel modo equilibrato. Questo è il rotore che dicevo prima, il cilindro su cui sono applicate appunto queste mazze, che sono libere di muoversi, e girando velocemente si va a creare quel movimento che poi va a trinciare appunto sia la ramaglia sia l'erba e quant'altro. Ecco, l'ultimo componente di questo attrezzo è questo rullo terminale su cui di fatto va a scaricare il peso l'attrezzo, in modo tale che il terzo punto sia morbido e si regola tra il sollevamento del trattore e appunto questo rullo, in modo tale che l'attrezzo riesca sempre a lavorare in modo corretto. L'obiettivo di questa lavorazione che andiamo a fare è quella di fatto di ridurre tutta questa ramaglia che abbiamo scartato in pezzettini quasi microscopici, in modo tale da appunto favorire quella che è la degradazione di queste componenti e farle assorbire meglio dalla vite.
Ecco, il risultato è questo, quindi quello di andare a sframmentare tutta quella che è quella grossa ramaglia in pezzettini da qualche centimetro, no? In modo tale che appunto si riesca a degradare e allo stesso tempo si fa una pulizia in modo tale da poter passare con le prossime operazioni in campo. Ecco, per ottenere questi risultati, appunto questa trinciatura, in questo caso bisogna andare via con una bassa velocità e su di giri il motore in modo tale da permettere al macchinario di processare bene tutto quello che sono i sarmenti in modo tale che possano sminuzzarsi più facilmente. Più si va piano e più appunto il risultato sarà migliore. Per lavorare bene il trincia deve essere regolato in modo tale che il terzo punto sia libero di oscillare, in modo tale che la macchina, il trincia, sia in equilibrio tra il rullo dietro e le due parallele del trattore, in modo tale che viaggia via sempre il più piano possibile, quindi il più parallelo al terreno possibile. Ecco, inoltre questo trincia è dotato anche di uno spostamento laterale azionabile attraverso i due distributori, in modo tale da poter andare a regolare meglio il campo di lavoro che si vuole ottenere. Ecco, noi oggi per andare a fare questo lavoro di trinciatura sarmenti abbiamo attaccato il nostro TNF 90, quindi un trattore che ha 90 cavalli ed è più che sufficiente, anzi, per andare a trinciare la ramaglia. A volte attacchiamo per esempio nelle pergole dei trattori anche più piccoli, tanto non è che ha bisogno di una grande diciamo di assorbire chissà quanta energia. Quantunque è un macchinario che soprattutto deve avere, un trattore deve avere la presa di forza funzioni bene, perché è quella che poi trasmette il movimento al macchinario. Spero che i contenuti di questo video vi siano piaciuti, che il video sia stato interessante e niente, il prossimo video verterà sulla concimazione tramite il letame dei nostri vigneti e vado avanti adesso con il lavoro. Al prossimo video!